frutto di un grande lavoro, prima di contatti e poi operativo, diciamo, e organizzativo. Siamo contenti perché ci sono tantissime adesioni da tutte le parti del mondo. È un modo per riaffermare in qualche modo il valore internazionale del Parco della Valle dei Templi e in questo caso della ricerca archeologica, che si basa, diciamo, su un tema molto specialistico, molto particolare, però ha avuto grande risonanza nel passato. Siamo alla sesta edizione del convegno che si è tenuto in sedi prestigiosissime, l'ultima Alessandria d'Egitto. E in questo anno si svolgerà ad Agrigento, proponendo, diciamo, la ricerca che sta svolgendo il Parco della Valle dei Templi al centro dell'interesse del Mediterraneo. Il convegno LRCW è un grande convegno internazionale che si svolge ogni 3 anni nelle principali città europee. Le edizioni precedenti sono state a Barcellona, Aix-en-Provence, Alessandria d'Egitto, poi in Italia a Parma e Pisa. Quindi diciamo, si tratta di un'occasione importante e prestigiosa che vedrà convergere in questo caso ad Agrigento tutti i maggiori studiosi mondiali di diciamo, un aspetto specifico dell'archeologia tardoantica, che è lo studio della ceramica comune e delle anfore. Un'esperienza di collaborazione che prosegue nel solco di un protocollo firmato con l'ente parco all'inizio dell'anno scolastico, per cui nel momento in cui c'è stata fatta la richiesta di avere degli studenti sia dell'articolazione cucina che sala e vendita e accoglienza, abbiamo pensato che l'imponenza di questo convegno, l'importanza che può rappresentare un'occasione come questa, possa essere gestita dalla scuola, naturalmente con un'organizzazione sia per chi in quei giorni, nelle 4 giornate, offrirà il servizio in sala e il servizio d'accoglienza, sia all'interno delle cucine della scuola per la preparazione dei buffet che poi saranno serviti sia a Casa San Filippo, sia a Casa Barbadoro che a Villa Aurea per la cena di gala. Importante organizzazione, si alterneranno circa 200 alunni, circa 20 docenti.